quindi siamo abituati a fare il progetto, a fare qualcosa che tocchiamo, no? La costruzione. Noi invece ci stiamo occupando, come committente, il partenariato GAL, con tanti nomi, poi vi diciamo qual è il nome effettivo, il partenariato GAL della Sardegna Centrale, per essere chiari, di un aspetto importante, fondamentale, che diciamo, determina anche la riuscita di questa iniziativa, che è quella della costruzione del gruppo. Il gruppo, il GAL non è chissà che cosa, una sigla della programmazione regionale, del programma di sviluppo rurale, dei fondi europei per il sessennio 2014-2020. Il GAL, secondo l'approccio leader, che è una metodologia ormai testata dall'Unione Europea, presuppone il fatto che a gestire lo sviluppo e a promuovere lo sviluppo ci siano non delle agenzie deputate, adesso qui con noi ci sono l'agenzia LAOVE, piuttosto che la programmazione regionale in altri campi, piuttosto che i comuni, c'era una provincia anche qui, ma un po' di tempo fa, le comunità montane, le riunioni dei comuni, ma deleghino con l'approccio leader l'Unione Europea per la gestione e la proposizione di programmi di sviluppo stasera un cosiddetto partenariato pubblico-privato, cioè dicono per gestire meglio, più efficacemente, più vicino al territorio bisogna far partire una discussione, un ragionamento dal basso in cui i protagonisti, che sono in parte gli amministratori locali, che sono sempre i promotori, si vota anche per quello. Dall'altra parte però sono tutti quelli che sono interessati non ad avere la possibilità di accedere a un finanziamento, mi sembra che il termine ultimo sia quello, ma interessati a far sì che tramite lo strumento che stiamo costruendo, no? Il gruppo, il progetto, il piano, rispetto poi a cui noi concorreremo, si possa costruire delle azioni, dei programmi più vicini a quelli che sono i vostri interessi. E allora per far questo bisogna però costruire questo GAL, questo gruppo di azione locale. Questo gruppo di azione locale che non è una scusa, un adempimento burocratico che noi dobbiamo fare perché sennò non possiamo partecipare al bando, ma proprio per la migliore riuscita di questo programma c'è necessità che questo diventi effettivamente un gruppo. Per diventare effettivamente un gruppo, in qualsiasi consesso sociale voi partecipate, dalla società ippica fino al comune, fino alla squadra di calcio, fino al comitato per la festa di San Lusorio, c'è necessità di conoscere e essere attivi, non ascoltare uno che viene da fuori che vi racconta una cosa, il vostro sindaco o i funzionari tecnici di laurea, ma riuscire ad avere l'opportunità di esprimere le vostre opinioni, perché sullo sviluppo locale ciascuno di voi ha un'opinione sulle questioni che vanno bene, le questioni che vanno meno bene su questo territorio, sulle problematiche dello sviluppo, in questo caso rurale, utilizziamo bene il termine. Ognuno di voi sicuramente si sarà interrogato e avrà avuto un momento nel quale avrà pensato: ma se dipendesse da me, io proporrei di fare questo, proporrei di non fare quest'altro, e magari mi immagino che ci sarà una situazione migliore facendo queste cose. Cosa vi sto descrivendo, cercando di introdurre un po' l'argomento? Noi siamo l'assistenza tecnica che cura la campagna di progettazione partecipata, si chiama così, questa è una momento di progettazione partecipata, per conto del partenariato del GAL della Sardegna Centrale. Questo partenariato ha già, volevo orientarvi le slide ma faccio più fretta a raccontare, questo partenariato ha già risposto a una prima fase del bando proposto dalla Regione Sardegna per l'attuazione del piano di sviluppo locale del 2014-2020, in cui si faceva un invito a tutti coloro che dovevano costituirsi in partenariato affinché si costituissero e superassero una prima fase. Questo partenariato, promosso dalla comunità montana, Morese, Gennargentu, Supermonte e Valpaggia, e tutte e quattro, ce le dimentichiamo con la fine, per uno, hanno superato la prima fase, sono stati selezionati
affinché entro il 15 di settembre abbiano la possibilità di proporre un cosiddetto piano delle azioni. Che cos'è? Un documento attraverso il quale proporre alla regione, questa no, l'autorità di gestione per essere molto più precisi, quella che è la strategia, cioè le cose che vogliono realizzare per i 7 comuni che costituiscono il GAL in ambito di sviluppo rurale, non in ambito di sviluppo omnicomprensivo, con focalizzazione sul sviluppo rurale. E poi questo non esclude che ci sia, come si diceva ieri proprio alla Moviana, che ci sia un ragionamento di complementarità o di integrazione con altre situazioni. Per far questo l'Unione Europea, che non sempre proprio è stufa di delegare da tempo, no? Che solamente chi è in amministrazione, eccetera, può fare queste cose, chi è deputato, chi è in regione, eccetera, eccetera. Questa era come dire ieri. Cosa dice? Necessariamente voi dovete far partecipare alla discussione tutti coloro che sono o fanno parte del GAL perché si sono iscritti, oppure sono interessati a far parte del GAL, oppure sono dei cittadini che possono anche non far parte del GAL, ma possono esprimere in questi loro la loro opinione. Oggi stiamo facendo questo, dopo la presentazione che abbiamo fatto ieri sera a Moiala, no? Stiamo facendo il primo incontro, se fai alla fine, di una serie di laboratori, questi sono laboratori, non sono riunioni, che faremo in ogni paese, eccoli qua, in ogni paese, torno indietro, in ogni paese in queste 2 settimane, con 3 riunioni conseguenti. La prima, che è questa che facciamo, nella quale ragioneremo, non mi piace partire subito da una cosa molto tecnica, ragioneremo sulla costruzione di una, diciamo, analisi della situazione attuale, in termini tecnici della costruzione di una matrice SWOT, che è un acronimo inglese che parla di un ragionamento sulle questioni economiche, sui punti di debolezza, la scrittura della strategia, sui punti di forza, sulle opportunità che noi dovremo realizzare, avere nella realizzazione della strategia, e delle minacce, mettiamo, sulle cose che possono insomma interferire o comunque produrre elementi di negatività con la realizzazione della strategia. Cosa vi chiediamo? Se l'ho fatta anche in attesa un po' di questo. Vedete, oggi siamo il 19 luglio a Rutteni, poi il 21 siamo a Ottana, il 26 a Uriena, il 27 a Orania, e poi andiamo in circuito per riprendere, per chiudere. Noi abbiamo fatto già un calendario, il 4 di agosto qui a Rutteni, l'ultimo incontro, l'incontro in cui si stabiliscono, perché poi alla fine dobbiamo produrre l'incontro di tutti, portiamo a sintesi in questo incontro tutto il lavoro fatto nei 20 incontri di progettazione partecipata, perché poi ci serve da presentare, insomma, avere il tempo di costruire il documento e presentarlo a che cosa? A un concorso, in effetti, no? Lo dicevamo ieri, cioè ci sono tanti gruppi di azione locale che stanno comandando in Sardegna, e noi abbiamo l'ambizione di vincere, di essere tra quelli che hanno un progetto buono. Per fare un progetto buono, un progetto rispondente, bisogna che ci mettiamo a lavorare e iniziamo a ragionarci. Spero di avervi fatto almeno anche un po' la fotografia di questo che sembra un lavoro abbastanza immenso. Noi qui non dobbiamo fare più altro. Adesso il nostro compito per ora potrebbe essere anche finito, perché noi siamo tecnicamente i cosiddetti facilitatori, nel senso che dobbiamo sentire da voi, organizzati, adesso vi dico come, quelle che sono le vostre idee, le vostre opinioni, qualunque esso siano, senza nessuna regola, senza poter pensare se vi viene magari questo è un qualcosa che non è bene dire. Siamo qui proprio a fare il brainstorming, come si dice, sulla costruzione di quella matrice. La matrice in inglese si chiama SWOT, che è in inglese, no? S, i punti di forza.
Qui siamo a hotel. Facciamo una prima cosa, facciamo parlare il sindaco. Alla fine dirà qualcosa, perché lui ha un vantaggio su di voi, il sindaco, no? Quindi ha una conoscenza giustamente del suo ruolo di quelle che sono i problemi. Invertiamo adesso il ruolo. Iniziamo a sentire, a capire, intanto se avete sentito parlare del piano di sviluppo rurale, se avete, per esempio, sì, io non vi conosco, siete, qualcuno sì, ma altri non conosco cosa fate, cosa non fate, se siete imprenditori, di che tipo siete, se siete portatori di interesse, se avete un'attività culturale, eccetera. Ma piano di sviluppo rurale, sapete che cos'è, di cosa parliamo? No? Facciamo fare una presentazione all'aula se c'è qualche difficoltà. Sapete perché siete qui? O per quello che vedo io? No, siamo qui perché dobbiamo. Ma tu le sai le cose, loro che devono dire. Non sappiamo cosa stiamo facendo. La discussione che ho fatto io, l'argomentazione che vi ho portato prima, no? Siamo qui per realizzare che cosa? Un programma di sviluppo. Iniziamo a capire questo. Un programma di sviluppo che è incentrato sulla ruralità. Esatto, ruralità, che è un bellissimo termine che, diciamo, occupa nella maggior parte anche delle azioni di bilancio la politica della Unione Europea. Cioè, la politica dell'Unione Europea finalizza attraverso dei programmi specifici di sviluppo, in questo caso attraverso il programma LEADER con il coinvolgimento dei partenariati, convoglia tutta una serie di risorse per provare a incentivare lo sviluppo rurale. Sviluppo rurale non significa lo sviluppo esclusivamente degli operatori agricoli. Noi siamo un territorio rurale. Infatti Orotelli fa parte del GAL perché ha degli indici e dei parametri che sono particolari. La città di Nuoro fa parte del GAL. Il paese Gorgari, per tutta una serie di parametri, non può far parte del GAL. Quindi noi ci considerano territorio rurale e dicono: questo territorio rurale di che cosa poi su che cosa dovrà contare per programmare una strategia del futuro? Come la dovrà fare? Quindi noi dobbiamo trovare, all'interno di azioni ben definite, non dobbiamo parlare di tutto qua, dobbiamo trovare che cosa? Quelle che sono le strategie per poter fare questo sviluppo, partendo, iniziamo dai punti in genere si parte dai punti di forza. Che cos'ha? In generale il territorio, ma facciamo i compiti propri a casa. Che cosa ha Orotelli? Cosa ha? Non può avere. Che cosa ha Orotelli come punto di forza per poter partecipare a una strategia di sviluppo in ambito rurale? La maschera. La maschera. Cioè cosa diciamo? Cosa la spieghiamo? Maschera. No, maschera. Che cos'è? Maschera è un'espressione della cultura contadina. Pensate, è una cosa molto molto interessante, perché le espressioni culturali dell'ambiente rurale si dividono, ma specialmente in ambito mediterraneo c'è questa tradizione che è tipica della Sardegna, dei Balcani, di tante civiltà contadine che nei riti dionisiaci, carnevaleschi, eccetera, c'era proprio questa attenzione della maschera. È un punto di forza perché c'è la maschera o perché c'è qualcosa attorno alla maschera? C'è tutto l'indotto. C'è un indotto, c'è un qualcosa, un preesistente? Eh sì. Cioè? Cultura contadina. Cosa c'è? Ma tangibile, dobbiamo fare sviluppo. No, pensate, dobbiamo fare sviluppo, punto di forza per lo sviluppo. Siamo europei. C'è la lana, c'è sul campano, cos'è? Sì, ok. Proviamo a fare maschera. C'è un sistema, chiamiamolo così per adesso, per essere chiaro. Viene qualche problema turistico culturale, no? E piano piano. C'è comunque, è un attrattore, detto che è un attrattore, un termine proprio tecnico, non un attrattore. Ma c'è un'organizzazione? Sì, sono le associazioni. Maschera? Associazione. Ok,
Però stiamo individuando. Io pensavo che iniziasse a dire c'è il grano. Sì. Una per volta. Allora, prima del signore. C'è il grano. La maschera metteva il grano. No, adesso cosa c'è? Il grano. Adesso cosa c'è? Qui ci chiama i punti di forza del territorio. Uno per volta e lo scriviamo. Allora, uno è con maschera, adesso l'abbiamo acquisita. Facciamo una cosa, sennò poi mezzanotte e mezza iniziamo a fare i punti di debolezza. Guarda, c'è la cultura del grano c'è ancora, nel senso che Produce? No, è rimasta una panificazione. L'agroalimentare c'è. C'è l'agroalimentare. Che tipo di agroalimentare? Quello è rimasto. Scriviamo filiera, c'è filiera, io non lo so, non so no, del grano? Uno per volta. No? Allora, la regola del gioco, stiamo giocando la partita, la regola del gioco è che 1 a 1, noi registriamo però uno per volta, se no non ci capiamo, parlate tra di voi e non registriamo. Tra l'altro siete in Eurovisione, quindi fate attenzione, lo vedete perché siamo in streaming, è giusto dirvelo. Ieri abbiamo fatto 180 contatti, ci stanno ascoltando, quindi anche a tavolacci, siamo in fascia protetta e attenzione anche alle cose. Io da quello che vedete voi c'era, però non c'è. Come punto di forza, non c'è. C'è, ma è sommersa. In che senso? Nel senso che si produce il pane, Il pane, non il grano, cioè diciamo, cioè state dicendo che c'è una produzione di pane molto importante. Una salata. Sì, ok, ho capito, però sto dicendo, come possibile, il punto di forza dei rotelli, scegliamo. Qual è il punto di forza di rotelli nelle produzioni agrari? Il pane? No, anche i dolci, ma sono sommessi. Non anche, questi importanti. Adesso io sono uno che viene da voi, voglio investire a rotelli su una produzione, che cos'è? L'allevamento, le risorse non c'è. Stanno dicendo il pane. Il pane è dopo. Per la farina, Non sono la metà, lavorano così, non sono quasi iscritti. L'allevamento, cioè L'allevamento da così. Il formaggio, quindi tutta la filiera che piano piano capite il metodo e poi viaggiamo benissimo. Non dobbiamo argomentare. Capite cosa stiamo costruendo? Dobbiamo dire, allora secondo noi c'è la filiera del pane, che non dobbiamo argomentare, quello fa, c'è la filiera per scrivere il documento. E se dovete dare cosa serve, cioè dovete riflettere, se ci mettono a scegliere, a dire, caratterizzate i rotelli, adesso, in 2 secondi, qual è la cosa principale che c'è in ambito rurale? La pastorizia. Pastorizia? Beh, sì. Pastorizia. Quindi però state dicendo una cosa corretta, oppure una cosa non esattamente, non esatta. Cioè, la filiera, scusate, nella filiera non ho sbagliato, io chiedo scusa, uno dei punti di forza è allevamento, quindi. Io ho letto Cambus, ho letto le storie del nome, c'è Dio, rotelli, eccetera, terra, leono, quindi in questa agricoltura c'è. non la mette più nessuno qua. Ma non ci sono altre attività rurali, allevamento number one. Torniamo all'allevamento. Pastore, non c'è, siamo una cosa. Agricoltura non ce n'è niente, non si può. Punti di forza sono anche, ok, giusto per evitare le olive. Le olive, l'olio. Le olive e l'olio, perché ci sono? Sì, beh sì, olive tanto. Cioè voi dite che c'è una produzione di... Tu immagina che c'erano 3 mulini. Non c'erano. Tempo presente. Adesso io controllo. Adesso Tempo presente. Cosa c'è quando quando faccio Pasquetta per la provvista? È significativo? Esiste la possibilità di avere olio? Provviste per tutte, vendete olio, c'è l'impossibilità tramite questo poi faremo il marchio DOP, si chiama olio di rotelli? No, però sto dicendo si può.
diciamo che provo a trovare adesso delle mano io. State parlando dei punti di forza di cui alcuni sono in atto, chiamiamo così, un po' brutto, no? Cioè allevamento, se dovessimo fare un po' tramite le agenzie un po' un controllo economico, sappiamo che c'è una significanza economica, c'è una produzione, c'è un fatturato, eccetera, eccetera, lo vediamo. Questo è situazioni di paesi che non hanno, cioè, diciamo che diciamo, non hanno ripreso l'agricoltura, diciamocelo in questi tempi. Però poi uno dei punti di forza è anche il punto di forza potenziale, il punto di forza attraverso il quale... Dei mini caseifici abbiamo. Sì, però aspetta, no, stiamo parlando di attenzione al settore, sto facendo un ragionamento su questo. Il punto di forza serve affinché attraverso questo poi noi diciamo possiamo fare, è il punto di forza, cioè con questo noi possiamo fare. Quindi tutto il ragionamento che ho fatto non è sbagliato, non pensiate che stavate dicendo cose sbagliate, nessuna cosa che diciamo qui è sbagliata. Avete parlato di una filiera di pane, cioè legata proprio alla terra come produzione. Avete parlato di olio, lo scrivo così come mi viene. Avete parlato di olio grano, poi sono per la trasformazione questa, la trasformazione. Però come primario, proprio come base, olio, olivetti, grano che non c'è più, bisogna capire se c'è, se efficace, eccetera, però non è, passatemi che non è un paese a 1000 metri in cui, anche se ci piacerebbe mettere tribu, non faceva. E quindi? Faceva, a maggior ragione faceva. Ok, quello che ci siamo dimenticati che in abbondanza sono le pietre. Lei? Pietre. Se ne ringraziamo, può darsi che crescano, queste pietre. La terza cosa che abbiamo fatto, non consente di risolvere tutto oggi, la terza cosa che è molto particolare, molto centrata, è che rispetto alle strategie che poi ci sono del piano di sviluppo urbano e del territorio, è molto evidente che è una caratteristica anche di che precorre poi lo sviluppo proprio della ruralità, è la manifestazione culturale. La manifestazione culturale in molti casi, negli ultimi 30 anni, 20 anni, eccetera, ha sdoganato la ruralità. Perché prima anche le maschere c'erano, ma sempre limitate. Prima le maschere che poi sono uscite in giro, non fanno buone, poi piano piano si è preso coraggio, perché è stato un periodo in cui c'è stato lo stop. Questo è un punto di forza, è chiaro, avete detto per primo, e anche la percezione che avete messo, o magari perché era molto più veloce a dirlo questa cosa, comunque avete messo come primo, come? Sono sempre creduto, dico. D'accordo, però sto dicendo, normalmente questo è conseguenza del secondo, cioè questo storicamente la maschera è del rito dopo che c'era che cosa? La produzione del raccolto era il momento successivo. Quindi il precedente, quello che dovevamo vedere, che cos'era? Il primo. Invece il primo, cioè il secondo, la maschera, ha funzionato anche senza il primo. Ha funzionato per tante altre questioni. Però se noi dovessimo parlare di questioni di carattere, diciamo, di sviluppo rurale, come punti di forza, di noi, sto un po', diciamo, come dire, decodificando il ragionamento. Noi abbiamo la possibilità di avere comunque un territorio, lo scriviamo così, intanto stiamo registrando, che non è storicamente era interessato dalla coltivazione di cereali, dalla presenza dell'olivo, del pianto dell'olivo, quindi e della vita. Che adesso non si prima, prima c'era. E della vita, cioè territorio collinare, pianeggiante, che è interessato da questo, cioè è un punto di forza, non siete il Gennargentu del Cucuzzolo in cui diciamo questo sì possiamo lasciare, fare tante altre cose, ma non possiamo coltivare queste parti qua. Io voglio essere proprio stringente perché bisogna abituarsi anche a andare oltre. E questo debolezza. Io sono
logistica, la logistica è complessa. Aspetta, parliamo di debolezza. Secondo, avete fatto 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 debolezze. Che cosa non c'è? Che poi nella maschera della cultura anche, no? Debolezze, non sento, non sto sentendo. Una debolezza, come dargli 3 debolezze. Se parlate in altri 5 vi capisco. Una debolezza, una. Per cosa non siete detto? Maschera storico. Come? Una debolezza non può essere, diciamo, la rappresentazione del settore storico. Ma quello è il cosiddetto valorizzazione. Cosa non funziona? Una debolezza. Allora, l'artigianato che scomparso. Allora, pensate che il mio essere passivo, l'artigianato che è scomparso è una politica, una debolezza. Veramente lontana, è scomparso che si sta riprendendo. Una debolezza. Cos'è? Se non c'è unione morale tra i cittadini. Cosa vuol dire non c'è unione tra i cittadini? L'ho tradotto spirito individualistico, scarsa propensione alla collaborazione no, sono due cose diverse. Allora, selezioniamo le cose, stavo facendo spirito individualistico che però, cos'è solamente perché dice questo? Cioè, se andiamo in tutti i paesi della sera diciamo oh, siamo questi fuori dell'interno non siamo capaci di fare cooperative, di fare niente, la solita cosa che diciamo è vero, è accentuato. Ci sono imprese, società cooperative, associazioni. C'è sicuro che queste associazioni ci sono, funzionano, le maschere ci sono, da tanto. L'associazionismo c'è, ma se c'è associazionismo, qual è allora? Proviamo a capire, qual è allora la debolezza? Che dal punto di vista economico dello sviluppo non c'è associazionismo, c'avete cooperative, imprese? No, la debolezza è quella. Quindi c'è? Si fa, non si ha il coraggio di fare. Una. Cosa ha detto? Si fanno, però non si ha il coraggio di andare a fare tutto, di mettersi in ordine, di pagare le tasse, quindi... Sì, ok, è una debolezza. Giusto, è una debolezza. Veniamo al discorso che dicevi. No. Grazie, diceva. Noi siamo individualisti, non c'è la propensione, che è una debolezza Strutturale. importante, che è uno dei punti. Le debolezze servono per poterli aggredire poi per realizzare che cosa? Quelle azioni per il piano di sviluppo. Cioè c'è da lavorare su che cosa? Sulla formazione, come stavate dicendo, e sul superare questo individualismo. Quindi, dico per debolezza, scatto, propensione, lunghissimo, attenzione all'associazionismo in impresa. Wow. Ok? Lunghissimo. Individualismo. Pensate, avete parlato prima di aspetti fisici, qui state parlando di aspetti sociologici. Non antropologici, sociologici. Strano, no? Come se le cose buone sono quelle della natura, quelle che si toccano, le cose insomma, che non vanno attengono all'uomo. Siete molto severi con voi stessi, perché senza gli olandesi questi non ci sarebbero stati. No, vabbè, senza la società di Ortelli, tutto questo non ci sarebbe stato. È un modo di interpretare, o magari è un prodotto anche di un certo tipo di società, di cultura, che adesso diventa inadeguata rispetto a quello che è il nostro proponimento. E il primo ancora. Secondo, punto di debolezza. E anche la posizione geografica. La posizione geografica. Perché? Perché questo non è giusto. Perché no, come posizione a livello fisico è buona, ma è a livello di strade, cioè chi deve venire a Ortelli deve per forza venire a Ortelli, invece Orani, Miferi sono comunque tutte di passaggio, che entra nell'una e entra nell'altra. Qui è proprio chiuso. Io registro un funzione, anche se però
Sono arrivato adesso eravamo qua perché era verso il come queste, siamo messi Ieri era così, oggi non ce ne sono. Prima era così, adesso non. Guardi, oggi quelli di Salute passano avanti, quelli di Ottana non passano avanti, quelli di Feri non passano avanti, quelli di Lavori non passano avanti, gli online non passano avanti, non passano Ma avanti. online non è per andare nessuno, però c'erano il problema dei cavoesi che non fanno entrare, non ci sente dei cavoli, ce n'è, no? Basta uno. Quello è un altro caso. Magari collegato Allora, alla vicenda dell'individualismo potrebbe essere, non collegato, anche una cosa. sicuramente anche il dinamismo delle imprese, perché per esempio, cioè, se magari loro sono 5 partiti, però sono lavoro in campagna, però poi da adesso diventano 5 partiti, 5 cose diverse, ognuno capita in modo. Te la spiego questa che è un altro aspetto che è connesso però. Cioè tu hai un organismo, cioè dimensione, sottodimensione imprese. E questo succede È quando matematica. le muli. È una tematica è una tematica italiana per questa, in genere cerchiamo di essere non solo per esempio per le questioni diciamo, di lavoro in campagna che sono predominanti come numero, ma anche i curatori, tutte piccole imprese, tutto piccole imprese, non c'è, piccole imprese vuol dire che funziona. Perché funziona? Funziona. Non è negativo per le piccole imprese. Ma adesso ci sono solamente io, però con un'altra impresa io non rischio. Ok. Parliamo ancora di cose che vanno male, non argomentiamo questa cosa, cose che vanno male. Poi non punti, si chiama, scusate, punti di debolezza. Sono anche le strade di campagna di debolezza, non sono tanto. Perché? Perché non sono tanto. Perché se certi posti non sono facilmente raggiungibili. Perché se avessimo una viabilità sopra tutta perfetta, che non rialto, magari ci sono dei ragazzi che praticamente non si poteva fare, perché no? la strada è la strada, così non voglio per carità giusto questo ragionamento sull'infrastrutturazione, io non voglio dire questo, però effettivamente abituiamoci a ragionare con categorie diciamo complesse. Ci sono due limiti, no? Se vado in campagna, se pretendo di andare in campagna con una Spider, sicuramente sfascio la coppa dell'olio nella prima strada. Siccome mi pare che la macchina più gettonata da attivare in campagna sia una macchina molto del sud degli Stati Uniti, non il pick-up, quindi sì, ci possono essere delle strade che accettabilmente siano sistemate, ma necessariamente devono avere un investimento, non so la parola, investimento. Posso dirlo? No, aspetta. Un investimento fatto in strade che viene tolto da qualcosa, perché forse questo non ve l'ho detto, non vi siete accorti. Qui non c'è un magazzino qui pieno di banconote, tutto quello che vi viene in mente alla fine della fiera finanziaria. Cosa volete? Questo? Bene, poi quest'altro? Bene. No, dovremmo scegliere cosa fare. E scegliere cosa fare con questo partenariato, con tutti i partenariati, significa che si decide e si vota se fare una cosa o fare un'altra. Quindi anche quando vi approcciate con molta libertà, poi senza limitarvi, fatevi però un ragionamento che state facendo una proposta e difendete la vostra proposta perché poi quella proposta non va fatta anche, ok? Non è libero, tanto ci sono i soldi dell'Unione Europea, della Regione, tutto quello che ci viene, basta presentare il progetto, e ce lo finanziamo. No. Dovremmo scegliere come strada. Qui siete a dare una mano al partenariato per scegliere una strada e la Regione ci valuta quanto questa scelta che abbiamo fatto è una scelta ponderata, non è una scelta neutra. Però per evitare di andare molto più lungo. Altri punti di debolezza. Te lo dico. Posso dire? Sì. Allora, secondo me, uno dei punti di debolezza ma epocali, disruttivi, è la proprietà terriera, che non era frazionata nei piccoli proprietari, erano 5-6 famiglie che avevano un patrimonio enorme e tu non avevi. Adesso qualcuno sta iniziando a comprare i terreni, deve comprare però. Le ho detto
lo devi comprare, il pezzo di terreno per coltivarlo lo devi comprare. Non abbiamo avuto un frazionamento della proprietà. Questo è stato uno dei punti di debolezza. Adesso qual è il punto di debolezza? Anche ancora oggi ci sono latifundisti, cioè ci sono grandi proprietà. Ancora, sì. Grandi proprietà che quindi c'è gente che ha ettari e ettari fino a Putin. Prima se non problema di proprietà contadina? Certo, i terreni qui si parlava di Sottoboom, quando i Masser non la storia, oggi un ragazzo, uno di voi mi dice voglio fare un'attività, è un punto di debolezza. Deve comprare il terreno per farlo, quell'attività. Può fare il terreno, è difficile che venda il terreno. Io lo utilizzo, cioè ci sono terreni incolti, cioè non utilizzati. Secondo me è un punto di debolezza focale questo. Cioè c'è un problema, adesso state individuando un problema serio, cioè rispetto alla, diciamo, alla situazione della proprietà e della disponibilità. Quindi qui se parliamo di realtà, non è che stiamo facendo la startup, no? Stiamo facendo la startup. Sto dicendo, se uno dicesse voglio coltivare, voglio fare marmellata, voglio coltivare more, lamponi, mettili, eccetera, eccetera, eccetera. Uno viene, incontra difficoltà per fare questo, perché deve avere o il terreno di proprietà o non riesce a comprare. Il comune non è che abbia no, sì, ha già dei soldi propri, quindi quando si vince al Superenalotto è perfetto, funziona tutto qua. Sto dicendo, ma adesso uno può fare un piano di impresa, c'è una difficoltà nel tratta di acquisire e di utilizzare terreni. Coltivabili. Questo che dice il sindaco, come comune possiamo avere 40 ettari coltivabili. Stasera non è coltivabile. Quello che ha detto il sindaco, cioè che è uno dei problemi che atavico, nel senso che c'è da tanto e che perdura ancora adesso, c'è un problema di indisponibilità di terreno. Siamo due. Poi, solamente questi ci sono. State parlando del sociale, ci sono un sacco di giovani che si mandano per entrare a fare il conto. C'è la fila. Anche qui sto vedendo, c'è una fila. A te rimane sempre molto basso. Quindi è una propensione allora, fermiamoci, non è una cosa estenuante, dobbiamo fare dei piccoli passi per abituare, cosa stiamo facendo? Ritorno a questo, al ragionamento iniziale, stiamo cercando di costruire un gruppo di decisioni, strategie. E quando si costruisce ne facciamo 3 incontri, siamo qui presenti da stamattina, c'era l'architetto Carta, che tra l'altro credo che sia di Rotelli, se non sbaglio. No. Quindi stamattina c'era in biblioteca, in comune, in biblioteca, per altri 2 giorni ci sarà quindi anche per che cosa? Non per avere l'informazione o per iscriversi al GAL, perché poi sono anche questi problemi che si stanno manifestando, ma per iniziare a capire come fare il gruppo, come ragionare, come progettare insieme, perché l'obiettivo che abbiamo noi non è tanto iscrivervi, se siete iscritti al GAL, va bene, ma abituarvi a essere il consiglio comunale del GAL. Un consiglio comunale, uno entra, parla e dice, e porta le sue idee. Noi dobbiamo costruire piano piano, senza stancarci, senza fare delle cose interminabili. Questa formazione interna, noi in questo momento stiamo facendo formazione, lo dico in inglese, la costruzione di un gruppo. La costruzione di un gruppo si fa non poi scegliendo, come magari poi ci sarà un intervento anche tra i tecnici di lavoro, cioè la costruzione proprio delle azioni, delle strategie, eccetera, che è un lavoro anche, ci vuole conoscenza tecnica, però la costruzione della strategia deve passare e deve partire da quelle che sono quello che avete in testa, quello che voi pensate, giusto o sbagliato che sia, perché se è oggettivamente poco giusto, ci sarà la possibilità anche di confrontarsi. Ma magari le antenne che noi abbiamo sul territorio, noi tecnici che abbiamo sul territorio,
ma anche dalla nostra conoscenza. Invece chi è a diretto contatto, cioè loro che sono operatori che sono nella campagna, hanno una conoscenza dei problemi reali, ma molto più diretta, attenzione, diretta e dimensionata in questo momento a quello che sta succedendo. Sono tutti gli studi che possiamo fare. Quando si fanno le rilevazioni, carottaggi si chiamano tecniche, cioè si faceva carottaggio per le strade, si fanno direttamente con gli operatori e in questi momenti sono delle informazioni che ci stanno dando tutti quanti, senza, e questo sta un po' la nostra tecnica, senza iniezione. Non è il questionario che vi mandiamo, se ne avete voglia rispondete, o state parlando liberamente e quindi state dandoci un'informazione importante. Queste informazioni non sono un'informazione che date così, giusto per farci un piacere. Queste informazioni stanno entrando nella progettazione e alla fine tutto questo flusso di informazioni determinerà il progetto. Questo è l'aspetto fondamentale. Una domanda, velocissimo. Una chi chiaramente ha competenza che fa con questi rispetto ai punti di forza, no? Allevamento. Se c'è se ritenete un giusto grado di remunerazione da chi fa allevamento, se ritenete che c'è un giusto grado di remunerazione, oppure se ritenete che il grado di remunerazione non sia giusto, non sia corretto. È la prima. Secondo, se rispetto ai punti di forza che voi avete individuato, all'interno della comunità vi siano tutte le competenze necessarie per poterli valorizzare al meglio. E se non ci sono, quali secondo me mancano. Chiaro? Partiamo diciamo. Perché il pastore dice che sarà la buona e che non ci credo, quando bisogna essere se tu ti la mettono il pastore. C'è un flash scusate. Poi i dettagli si come trasformare l'azienda, come cosa vuole impostare. Oggi devi svegliare, non puoi produrre latte e portarlo all'industriale come si dice. Devi invocare un punto di trasformazione, devi inventare qualcosa, non puoi restare a cappello per fare un play. Ma è remunerativo oggi, 2016, è remunerativo. Se non fanno inventare, adesso in campagna fanno inventare, oggi sta andando male. Dopo i costi di produzione, l'altro l'anno te lo pagano, l'anno no. Poi se vai a fare senza spese ti metti, tipo l'anno scorso latte era a 1,15, l'hanno pagato, la gente ha iniziato a prenderci un po' che stava investendo l'azienda, che ha fatto, e quest'anno il prezzo del latte è crollato. Le spese ci sono lo stesso, capito? Anzi, se ne sono di più, perché non è che vai alla banca e dici, ma il prezzo del latte no, io i soldi che ti ho dato tu non devi dare, tu parlate da pagare e arrangia. Ma è un meccanismo ciclico che c'è adesso. Abbiamo una domanda di ascolto su questo. Cioè, poi costa l'azienda, non sono un'azienda, non puoi solo produrre latte, puoi fare anche altre cose. Multifunzionalità. Diciamo che non è diversificare. L'allevatore è diversificare. Adesso c'è anche questo tema per i maiali che fanno per il porcellaio, qualcosa. Che cos'è questo? Ma siccome all'allevamento adesso i suini sono tutti allo stato quadro, capito? Quindi fare una filiera per un tipo di suinetti. Stai dicendo, adesso proviamo questa cosa. Poi hai introdotto un qualcosa che vediamo se interessa nel senso se è interessante, significativo per questo territorio, per questo caso. Fossimo da un'altra parte, ma anche in questo territorio. Se non fossimo da un altro comune avremmo magari ipotizziamo di risentire questo problema come magari punto di debolezza o punto di opportunità. La questione della peste suina e le politiche di contenimento della peste suina e di tutto quello che c'è stato. Tutta la legge maiale, anche della peste suina. Io ho amici che hanno porcellai con l'invecchiaio sono tutti i giorni lì, i maiali sono sani e c'è il maiale bloccato. Hanno sono bloccati, il dato che li crea. Uno intanto fanno i suini, stanno andando al fattorio, non è che stanno andando in giro per la Sardegna. Se sono sani, vai e manda, falli andare tranquillamente. Invece adesso bloccano, ti fanno, te lo mettono un po' in quarantena, anche per 6 mesi quando tu sei. E con i suini più sani. Epidemiologica, filiera, suina.
è un punto di debolezza, una criticità, cioè oltre a fare adesso politica regionale, non lo facciamo, perché stiamo parlando del cioè il discorso che torno sempre, scusate, io sono un giovane, però lo temi, qualche cosa perché non lo temi, questo discorso della peste suina ha costituito quest'anno un problema? Sì, sono stati abbattimenti. Non c'è vero. Adesso c'è stato potrei sempre comune orali, noi non possiamo perché siamo confinati. Allora, e noi siamo iscritti e tutto. Modestamente, diciamo, la questione della così come fare su quella Sardegna. E non è giusto quello, se Maria Salosani che non devono essere. ma perché avrà una filiera di produzione del suina, non l'avete detto? Quindi no. Ci state credendo, però. No, ma ci state credendo, io scrivo qui opportunities. Opportunità. Filiera suina? Rotelli? Sto chiedendo. Immaginate una filiera suina rotelli. sì, se la roba su quello non può camminare. Se uno va a fare la struttura, si prende se uno ci deve sollevare tutto quello che dice, scegli le due. Se scegli due animali da allevare, quali sono? Questo è il ragionamento che facciamo. No, mi piacerebbe allevare canguri, perché la carne di canguro c'ha un mezzo. No, scegli le due. Perché non facciamo allevare? No, non c'è da scegliere, perché per il maiale non c'è il mercato. Perfetto, cosa allevate voi? Però è sempre... Sì, però passatevi la provocazione. Però siamo allevatori bovini e bovine. La domanda mia, cioè la forzatura, esiste una significanza di produzione di filiera suina? A Pascolo c'è qui di suino? Sì, però non sono scritti. Pascolo di suino? A livello di orgoso? No. Concentrate sul core business, si dice che avete. Uno che quando fa sviluppo aziendale deve pensare sul laterale, su quello che è, sulla vostra capacità. Voi siete capaci di fare delle cose particolari, perché alcune produzioni, alcune abilità che avete qui, sicuramente anche senza saperle io, sono diverse e più specialistiche rispetto ad altri. Se siamo capaci di fare una cosa, specialmente in ambito rurale, non è che mi devo importare una nuova lavorazione, che devo prima costruire la cultura, posso anche farlo. Però se stiamo facendo un piano di sviluppo, dobbiamo concentrarci su queste cose. Io non ci credo, per mia conoscenza, per come ci siamo informati come gruppo di lavoro, perché ci facciamo prima di dire un certo ragionamento, c'è una filiera suina. C'è l'allevamento suino come punto in comune nella Sardegna che allevamento suino, che è complementare ad alcune aziende agricole che ci sono l'allevamento dei suini, ma non c'è la significanza che c'è da fare. Anche la legge del benessere animale sui suini. Ok. E crea reddito anche all'azienda. Se tu hai prendo 50 stoffe, le metti dentro, ti fai la struttura, poi la struttura. Ma se dovessi investire, adesso poi chiudiamo questa parte qua perché diventa sempre ci chiudiamo, ma se adesso dovete ragionare come imprenditori per il territorio. Se noi dovessimo investire, uno dice io sono bravissimo a mistare dell'Europa, che è un animale che rende sempre, no? Che cosa faccio? Mi scopro da pastore e mi metto a levare maiali? No, ma tutte e due. Tutti e due è complementare, ma il driver, quello che tira, secondo me, sto proprio con la vita, è sempre la pecora o meglio la pecora? Sì, ok, sono d'accordo, non puoi fermarti solo con la pecora. Non puoi fermarti solo con la pecora, però quello che l'allevamento principale, se gli dici ai porcari del Supramonte ti dicono mangiamo. Poi se mettiamo anche due... Però loro stanno proponendo un'organizzazione diversa dall'impresa. Sì, non è un'azienda specializzata. Non un'azienda che funziona. Però io non penso a questo, cioè perché sennò diventa è anche. Io su questo è anche. Sì, può esserci tutto. Il territorio ce lo permette così di certificare. Perché te lo consiglio il territorio? Perché da Supramonte non puoi andare a fare, se non metti quei maiali, sa, metti l'altro maiale crociato. 2 giorni di morto.
Cioè tu stai dicendo che... E anche le UK sono del quale sanno, non vedi la limusina ci si tramonta. Riprendiamo Ma le sono le stanno lì tutto l'anno, tranquillo. Insomma, hai il freno arrivato dall'altro, la gente gli interessa quello, poi dell'altro, se campa o non campa, non freno. Quello che sto chiedendo adesso, ti chiedo, ti voglio sottolineare, al di là dei ragionamenti adesso in prospettiva che ci saranno e che svilupperemo. Qui dobbiamo focalizzare sulle cose essenziali. Poi nessuno di noi, ma nessuno di voi, pensa che ci possa essere una monoculturalità in un certo senso nell'agricoltura o un monotematismo per quanto riguarda l'allevamento. È il contrario anche alle logiche dell'Unione Europea. Però quando si fanno i piani ci si concede nei cosiddetti driver. I driver è un termine inglese, cioè su quelli che devono imputare. Per cui la provocazione e anche l'insistenza che va fatta in questi momenti e se c'è ancora, ci si crede ancora sul driver principale. Sembra una domanda retorica scontata, no? Però io ho assistito in situazioni esterne di tanti allevatori di pecore che gli ultimi anni hanno chiuso e hanno riconvertito. Alla fine uno lo fa perché magari è stanco di alzarsi a mungere alle 4 del mattino. Poi quando sono 2 o 3 c'è qualcosa che sta mutando, non qui in pianura, cioè in allevamenti di pianura che stanno scomparendo interi greci di pecore, anche con investimenti importanti. Quindi in una situazione come questa nostra, in cui il drive dell'allevamento è come una pecora, complementarizzata con tutto quello che c'è questa percezione ancora. Non so se mi state capendo, se vi ho tratto in inganno in questa mia insistenza. Volevo proprio che fosse chiaro questo. C'è all'interno delle politiche poi che faremo con GAL, c'è un'azione ancora significativa, come pensiamo, poi magari si sbagliano tutti quanti, sull'allevamento della pecora. Perché questo è uno dei punti nodali. Per assurdo, l'allevazione che si fa porta a stabilire che magari, prendiamo per assurdo, che tutti coloro che sono gli allevatori dicono potrebbe no, adesso non spaventiamoci, lo stiamo divagando per dire, potrebbe anche esserci che tutti questi noi dicono non serve più potrebbe no, non è così. Diciamo che il prodotto lo riusciamo a vendere come problema. Non conviene proprio investire sopra quello se non abbiamo il mercato. Non conviene investire del prodotto. Perché la non è la pecora, è il latte. Non è la pecora, è il latte. Non è la pecora, è il latte che poi fa un prodotto. Il prodotto, se non è che lo facciamo noi, è proprio. Cioè, se andiamo tutti a fare formaggio in un altro paese, pure. E glielo studiamo questo punto di debolezza, avete individuato un punto di debolezza su questo discorso. Il problema di che cosa? Possiamo chiamarla cosa citare, appunto, verso della trasformazione, è un prodotto di trasformazione. La trasformazione del mercato. Sì, però è prodotto trasformato. Quello che poi determina il prezzo del latte, oltre che tutta una serie di discorsi che sono politici che non voglio fare, c'è un problema anche di prodotto attraverso questo prezzo, con questo latte viene fatto, attraverso questo latte o anche latte che arriva da altre parti, no? Per produrre un certo tipo di formaggio. Dai, battuta di questo periodo. Comunque, se non c'è ricreazione qua, se no poi ci stanchiamo. Io non so neanche che ore sono. 7:30. Intanto, primo break che abbiamo fatto. Abbiamo individuato, ci siamo fatti una chiacchierata e avete visto anche come il metodo. Individuazione di punti di forza e di punti di debolezza. Ci manca, un po' le avete accennate perché è difficile che abbiate anche una separatezza, no? La capacità di separare bene tutte i 4 punti. Avete parlato anche di opportunità e di minacce. Questo rispetto a quello che ci avete detto, che abbiamo registrato, possiamo anche trarne alcune cose. Quando parlavate della filiera qui, stavate dandoci anche un'opportunità di ritornare a determinate produzioni, perché qui c'è l'opportunità che attraverso queste produzioni della terra si possa costruire qualcosa di significante, qualcosa di significante, che ci possa essere un rafforzamento, inizio di una specializzazione economica che si basa su queste produzioni che non sono inventate, non stiamo producendo kiwi,
Stiamo pensando che è possibile, per esempio, alimentare la filiera del pane e dei dolci, pensare alla vite, pensare all'olio, come lo penseremo, come lo penseranno chi farà i progetti, chi farà i bandi, però vedrete dei punti di forza questi, scontrandoci con dei punti di debolezza che diventano delle minacce, no? Perché se non si interviene, ecco perché servono queste cose, se non si interviene in formazione, in discussioni, in investimento, una delle debolezze che avete manifestato, anzi una con la declinazione che facevi tu, no? Cioè del fatto che l'individualismo produce anche il fatto che c'è una dimensione di azienda molto piccola, è inutile che pensiamo di sognare di fare una grande produzione della filiera del pane, dei dolci, eccetera, eccetera, se poi ci fermiamo da soli, ci mettiamo in concorrenza o non facciamo. La terza cosa è il comparto che è molto complicato. Non è una cosa che possiamo, si stanno girando nelle politiche regionali in regione su questi problemi, quindi non è che risolviamo alle 7:30 all'hotel, però è un problema di politica sanitaria, è un problema di mercato della produzione del prodotto principale dell'allevamento, che è il latte e il formaggio. Sono i problemi che però, ecco perché un po' vi ho provocato su questi, che sono di Orotelli, come sono di Ottana, come sono di Orgoglio, sono di un comparto che è uno dei primi comparti per l'esportazione con la Saras della regione Sardegna. Questo è un problema, diciamo, generale, che va bene evidenziato, perché se è un problema generale, ne ha ricadute anche qui a Orotelli, però si dice è un obiettivo, si chiama generale, al quale noi possiamo concorrere a raggiungerlo con soddisfacimento, però da soli, anche se facciamo un'ottima, se voi fate il miglior latte che c'è, il miglior allevamento, la migliore situazione aziendale, le dinamiche che vedremo nel prezzo del latte non sono alla nostra portata, è un ragionamento più ampio, però è uno dei problemi che, ragionando nella definizione del piano delle azioni, è uno dei problemi che sta iniziando, questo è il primo passaggio, a uscire. Si è iniziato a uscire qua. Io direi che questo è un po' uno schema, anche per testare, per abituarvi oggi a parlare. Poi, oltre a questo, i prossimi giorni faremo non approfondimento di questo, ma andiamo ad fare altri argomenti. Quello che vi chiediamo che finita la riunione di stasera, non finisce qui questo argomento, noi abbiamo attivato una pagina Facebook alla quale vi chiediamo di metterci mi piace. Abbiamo lo sportello, Francesca, che sarà qui quando? Il 27. Il 27. No, alla biblioteca dalle 8 alle 2, per cui se voi avete un'idea, una cosa che vi è venuta in mente, anche un'idea che dovevate dirla, adesso magari stiamo chiudendo, non la dite più, stasera vi viene in mente, fate una cosa, mandatecela, scrivetecela, mandateci un punto, mandate allo sportello e sportello è la mattina, venite, siamo lì, dovete darci un'altra informazione, portare un vostro amico, parlare al vostro amico e dire: stanno facendo questo, vedere se si iscrive al GAL, ma anche, noi speriamo che si iscriva al GAL, anche se non si iscrive al GAL non è questo, cioè partecipare a questo discorso qua e far conoscere in questi pochissimi giorni quello che stanno facendo che cosa? Chi? Donne e uomini che fanno parte del gruppo di azione locale, perché questo è l'argomento. Io direi per oggi che ci siamo, insomma, misurati abbastanza. Chiedo sempre alla Ores se deve dirci qualche cosa. Sono qui, ci stanno seguendo, quindi magari volevo dire una cosa sui punti di debolezza, no? Eravamo già chiusi, no. Noi come lista che ci siamo presentati alle elezioni comunali abbiamo puntato molto sul primo punto, sulla formazione, perché ci siamo accorti, è un punto cardine nel nostro programma.
programma, perché ci siamo accorti che manca realmente questo punto. Rafforzi questo. E certo, la formazione che manca, e quindi chiaramente ci attiveremo per fare formazione a tutti i livelli, dal punto di vista del settore agroalimentare, ma anche di altri settori, dell'artigianato e via dicendo. Questo è un punto cardine che abbiamo focalizzato nel nostro programma elettorale, e questo volevo dirti. Quindi, punto di debolezza che secondo noi amministrazione, siete fate parte del GAS, siete comunque un soggetto e io penso che non sia solo un punto di debolezza solamente del nostro paese. Questo sicuramente è un punto di debolezza anche degli altri comuni, perché è questo che ci manca, la formazione che bisogna avere per poter fare un'azienda francese. Cultura di impresa. L'elemento che presenta cultura, l'aspetto culturale sicuramente quello sviluppiamo, quello sviluppi sì. Ma se che nega poi il volano per tutta la cosa, anche perché poi Mielamaro è uno spaccato rurale della Sapienza. C'è anche qualche produttore bravo che sì, c'è pure vanno anche fuori. La filiera del miele sta iniziando a prendere conto. Mentre quella sul parco effettivamente la capacità di produrre quindi noi consideriamo il vestiglio è derivato dal miele. Producono è rimasto uno dei pochi paesi che produce e vende ancora la sappa di fin sì. Di forza per costruire che concetto? Abbinare insomma quello che stavate dicendo della formazione, dell'individualismo, anche della scarsa, non scarsa. Punto di forza può essere anche l'ambiente nostro, che si presta molto alla crescita. Lì c'è qualcuno che fa così più forte, però stavo dicendo una cosa, adesso che ha riaperto il gioco di sì. Per la debolezza che ci manca anche lui di noi. Abbiamo un po' di lavorare. Ma quello è lì. Perché prima le terre c'erano gli altri, sì, però le gambe sono private. Chi va uno era sempre una materia di scambio. Chi da Bagliano, chi era un'altra società. Era quello di Gondi. Era un'altra società. Abbiamo ancora uno scampolo di possibilità di riaperto Annino. Comunque, non preoccupatevi adesso, diciamo sono sempre diversi livelli. Io ci sono volevo dire come è nato il gas. Allora, chiudiamo un pochettino e poi ci fai queste lo sai perché quello che voglio dire è questo, che sennò poi ci sono persone che magari discutono un po' di più perché hanno partecipato alle riunioni e quindi sono più preparati, diciamo così, però facciamo parlare tutti così. Bisogna comunque che vi abituiate per carità, che prendiate questa opportunità di raccontare queste cose, anche non adesso, magari è una riunione, abbiamo iniziato un metodo, anche dopo, anche uno scritto, anche un vi viene in mente, ma guarda, un ragazzo mi ha parlato dell'opportunità di fare questo potrebbe essere un punto di forza, c'è un nostro figlio che sta studiando biotecnologie qua, è un punto di forza questo, sì è un punto di forza, mi hanno parlato che mia cognata in un comune del Trentino stanno facendo questo, è un punto di forza, tutto quello che vi viene, portatelo, non temi che possiamo metterlo, cioè ragionarci, poi non saranno 86.000 cose che faremo, ma magari una di quelle che pensate voi che è una cosa non importante, effettivamente è una delle cose più importanti. Le cose importanti non sono quelle che dicono quelli che bisogna studiare, no. Il classico discorso che fanno gli americani. Gli americani, i grandi manager delle multinazionali, ascoltano quello che dicono i ragazzi degli ascensori, è un po' la cosa che sta tirando loro, perché magari il punto di vista di tutti è diverso
uno per gli altri, uno la vede bene e uno un'altra, perché c'è lo spunto. L'idea, se ci pensate, se avete diciamo anche la cortesia in questo caso di farci avere allo sportello, tramite il sindaco, come vi pare, in più uno scritto, un'idea, è qualcosa che fate per contribuire a fare meglio questo programma di sviluppo. Comunque, su questi temi adesso non riprendiamo le stesse cose, la prossima volta con loro entrerete un pochettino più sul dettaglio, cioè andremo proprio a ragionare un po' sulle azioni, e l'ultima puntata, che sarà la finale, sarà una puntata in cui non sarà dei utili, sarà una puntata generale. Come Amamogliata ha ospitato il punto di calcio di avvio, qui faremo il punto di fine, il calcio finale, poi ci saranno tutti che discuteranno e sceglieranno anche quelle che sono le azioni da inserire poi, o perlomeno da una gerarchia di azioni da inserire nel piano. Vuoi fare un intervento così? No, volevo solo dire che allora, da che cosa è nata la cosa del GAL? Noi facciamo parte di un GAL più ampio, dove eravamo 25 comuni, no? Mi sembra, 25 se non vado errato, e noi come comunità montana in conferenza dei sindaci ci siamo fatti un ragionamento e abbiamo iniziato questo percorso che consente a 7 comuni, escluso Torgari chiaramente, di avere un importante partenariato. Ma ti interrompo un secondo, ti stiamo intervistando, perché queste sono interviste che dobbiamo fare. E da qui è nata proprio l'idea della costituzione del nuovo GAL. Tu ieri hai rimarcato chiaramente che è una partita che dobbiamo vincere, e questo a noi interessa vincere ed essere uno dei 15 GAL che la Regione Sardegna istituirà per il territorio. Lo slogan che tu hai messo tutti insieme per lo sviluppo del territorio è veramente importante, perché vede 7 comunità, il fulcro della Sardegna centrale, proprio il fulcro della Sardegna centrale, uniti in questo progetto. Una cosa che ritengo molto positiva per il nostro territorio e che sicuramente porterà dei benefici importanti a tutti i comuni che gravitano intorno al GAL. Chiaramente bisogna impegnarsi, bisogna scuotere anche i cittadini, perché sono certe realtà, sono cose che hanno un impatto un po' particolare, perché lo evidenziavamo lì il primo punto di debolezza, l'individualismo che c'è e che fa anche un po' da freno per lo sviluppo delle nostre comunità. Chiaramente queste riunioni sono importantissime perché riescono a far sì che tutti partecipino con le idee, con le cose, e da qui io mi auguro che i giovani, soprattutto i giovani che si stanno affacciando al mondo del lavoro, prendano spunto per poter costruire uno sviluppo importante che parta dall'allevamento, che parta dal turismo, che parta dalla cultura, che parta da tutte le cose e le peculiarità che le nostre comunità hanno. Da lì che dobbiamo partire. L'artigianato, che è una cosa molto importante. Noi abbiamo fatto da poco una riunione con Piglia, dove ci diceva appunto i 3 comuni che stiamo proponendo la valorizzazione delle maschere come patrimonio dell'UNESCO, e siamo già nel circuito di Amazon per quanto riguarda l'artigianato. La Regione ha aperto una pagina lì, quindi ci ha invitato anche, e soprattutto i 3 comuni, ha invitato a far sì che parta da qui lo sviluppo del patrimonio dell'UNESCO, parta dall'artigianato che abbiamo. Frutelli ce l'ha, Frutelli produce cavalli, produce sudapan, non produce la maschera lignea, chiaramente non la produciamo la maschera, però abbiamo altre cose da valorizzare. Infatti a breve faremo un incontro importante con gli artigianati locali, con gli artigiani locali, per poter fare in modo che questa filiera inizi anche questo percorso.
è una filiera molto importante che ci trasporta nel mondo. Amazon sai bene che è globale, quindi ha una filiera di commercializzazione enorme, dalla Cina agli Stati Uniti, dappertutto, e quindi da questo bisogna partire e chiaramente poi realizzare quelle che sono le imprese che partono dall'allevamento, i pastori sono i primi imprenditori che noi abbiamo da sempre avuto. Gli altri devono di nuovo riprendere quel filo che si è interrotto con l'industrializzazione del campo. L'artigianato è stato veramente l'industria di Ottana che ha interrotto il filo dell'artigianato, che noi avevamo a Rutelli, era una fucina di artigiani, che noi avevamo tutto. Poi con Ottana chiaramente si è un po' frenata la cosa e adesso stanno rinascendo quei giovani che hanno voglia di fare artigianato. Ecco che mi vengono anche i corsi, anche sull'artigianato, su tutte queste cose, su queste idee che chiaramente l'amministrazione comunale si farà carico di questo per poter dare un qualcosa di utile alla comunità. Il GAL è uno degli strumenti importanti che avremo. Francesco ha vinto la gara per la sua società, quindi Francesco è qui perché ha partecipato alla gara e ha vinto la gara per l'animazione e per fare tutto quello che concerne, e io mi auguro che vista l'esperienza che ha Francesco, che sicuramente andremo. Visto la divisione anche delle regioni che ha presentato Francesca Carta, io parlo di te, poi tutta la... il dottor Giuseppe Zingaro che è di lontano, di buono, quindi io ho esperienze positive con te, quindi di volte a Cini, sia e sono 3 collaboratori giovani, non anziani come me, noi siamo ormai che seguiranno questa poi sono danno una mano. Ti chiedo una cosa, sei finito? No, ti chiedo una cosa anche per una questione, che in genere facciamo ogni incontro, facciamo qualche intervista, niente di che. Se magari uno di voi alla Reflex senza preoccupare, 2 minuti ripetere quello che magari detto. Se tu me lo dici così, senza la Reflex, la Reflex bisogna farlo perché sennò non ne abbiamo. Te lo fa Giuseppe? Microfono? Ce l'abbiamo? No, come è fatto dalla Reflex? Che lo fai? C'è 2 ce ne serve. Tu lo fai? Ci sei qua,